I menefreghisti del coronavirus sono quelli che, nonostante gli appelli a restare a casa, se non per giustificati motivi, continuano a gironzolare. A Vicenza 21 persone sono state denunciate dalla polizia locale. Di queste, 7 sono automobilisti fermati perché si spostavano senza essere in grado di dare un'adeguata giustificazione. In via Sebastiano Tecchio 7 persone senza fisse dimora sono state sorprese in gruppo, altre 6 bivaccavano in Galleria Porti, mentre in via Battaglione Monteberico è stata segnalata una festa con musica ad alto volume. Il padrone di casa è stato denunciato. Infine, un negozio etnico in via Battaglione Framarin è stato sanzionato perché trovato aperto. Contemporaneamente anche i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno messo a segno una serie di controlli con le sezioni di Altavilla Vicentina, Longare, Noventa Vicentina e Vicenza. 10 le persone denunciate per inosservanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di cittadini sorpresi fuori di casa che hanno dato giustificazioni in contrasto con le prescrizioni imposte. Qualcuno si era recato a fare la spesa in un comune diverso da quello di residenza, qualcun altro in tabaccheria per acquistare le sigarette. Ma i controlli contro la diffusione del Covid-19 hanno permesso anche di scoprire lo spaccio di droga. A Villaverla, infatti, la polizia locale nord-est vicentino ha sorpreso 2 uomini seduti sul guardrail in via Martiri delle Foibe. Alla vista degli agenti, i 2 si sono divisi e sono risaliti sulle loro auto, ma i vigili li hanno fermati e li hanno portati al comando, dove sono stati perquisiti. Nel pacchetto di sigarette di uno dei 2 è stata ritrovata una pallina di cocaina da 60 grammi. Invitato a compilare l'autocertificazione, l'uomo ha dichiarato di essere uscito di casa per comprare stupefacenti. L'altro, un 39enne di Monticello Conteotto, trovato con 7 involucri di cocaina per più di 9 grammi e con 550 euro, è stato denunciato per spaccio di droga. Entrambi sono stati denunciati anche per violazione del decreto anti-coronavirus. Adesso i controlli proseguiranno serrati. A Vicenza la polizia locale utilizzerà pure i droni della protezione civile che sorvoleranno la città per rilevare eventuali assembramenti e segnalarli immediatamente alle pattuglie in servizio. Insomma, tolleranza zero verso chi non rispetta le regole.